Sindaco Milco qui al Libero Consorzio, stamani una riunione con il dirigente Di Carlo per decidere su come saranno spesi i fondi delle strade e della viabilità stradale provinciale. Ecco, avete già fatto un primo, sunto, un primo tracciato. Quali sono le priorità che darete? Allora, intanto bisogna chiarire che sulla prima programmazione, dove abbiamo inserito 20 milioni di euro, già tutte le strade che erano state individuate stanno completando le gare d'appalto e a ottobre partiranno i lavori sull'SP32, sull'SP34 e su altre strade secondarie. Oggi la riunione è stata convocata da me con l'ingegnere Di Carlo e la rappresentanza dei sindaci per stabilire sulla nuova programmazione quali interventi sulle strade inserire. E stiamo vedendo quali sono le strade della nostra area interna che hanno necessità, al di là di quelle che già sono state finanziate, di interventi che possono dare la possibilità di ancora una volta lavorare per uscire dalla marginalità territoriale in cui viviamo. Sono interventi per 16 milioni di euro che vanno da Montallegro, arrivare a Santo Stefano, Bevona, passando per Lucca, Burgio Villafranca, San Biagio e Ribera, e quindi stiamo assieme all'ingegnere Di Carlo capendo quali sono le strade più transitate che hanno bisogno di maggiori interventi. Sono interventi importanti per la viabilità del territorio che riguardano in particolare la Valle dei Sicani. Assolutamente sì, già abbiamo fatto gli interventi importanti, sulla Bivona Palazzo abbiamo completato la strada, sulla Bivona Lucca c'è stato il finanziamento di 3 milioni, poi di altri 400.000 euro e ora vedremo di inserire un altro milione di euro per completare tutta la pavimentazione in asfalto. E sono interventi che sono fondamentali. Ormai questi comuni stanno facendo sinergia sulla promozione turistica, per le attività commerciali, quindi questi interventi sono essenziali per il territorio. Le maggiori criticità che secondo lei evidenzia quali sono? Le maggiori criticità sono sulla Bevona, sull'SP32, che già c'è l'importante finanziamento, però bisogna qualche tratto fare dei completamenti. Sulla Cianciana Cattolica Eraclea, sul primo tratto che va dalla Cianciana a Ribera, nei 6 km, queste sono quelle che stiamo attenzionando. Dottore Di Carlo, oggi un interessante incontro con alcuni sindaci della provincia, in particolare quelli dell'area dei Monti Sicani, per stabilire sulla destinazione dei fondi per le strade provinciali. Ecco, avete già fatto un primo bilancio, quali sono le priorità? Ma a questo punto praticamente questi fanno parte della strategia nazionale interna, loro percepiscono dei finanziamenti che sono abbastanza corposi. In parte di questi finanziamenti loro li vogliono destinare alla viabilità provinciale, soprattutto per lo sviluppo del territorio, nel senso per lo sviluppo delle aziende agricole, per le zone che sono a vocazione agricola e per lo sviluppo del turismo, per le zone che sono a vocazione turistica. Chiaramente si sta facendo una programmazione per cercare di agire sulle strade che magari non hanno, noi l'interesse ce l'abbiamo sempre, ma non hanno un interesse maggiore per la provincia, perché è vocata a prestare attenzione soprattutto nelle strade con flussi di traffico maggiori, non trascurando ma tenendo in una minore considerazione le strade di minore transito, e proprio in queste strade poi ci sono le attività agricole, ci sono delle attività turistiche, e quindi loro sempre per migliorare il territorio intendono spendere questi soldi soprattutto in quella direzione. Ecco, lei si è fatto già un'idea sulle priorità? No, per ora no, perché se aspettiamo una decisione, perché questo ci saranno delle ulteriori riunioni e all'ultimo loro usciranno con un documento dove mi indicheranno le priorità da osservare.